Signore e signori, buon pomeriggio, vi do il benvenuto da parte dell'associazione Amici della Musica Toti dal Monte. Noi ringraziamo come sempre il Comune per il patrocinio e ringraziamo in questa occasione la Villa Condulmer per averci messo a disposizione questa sala. Il concerto di oggi vede protagonista una nostra concittadina, la pianista Giovanna Maccatrozzo, che interpreterà una delle opere più celebri di Bach, le Variazioni Goldberg. Al termine del concerto troverete all'uscita dei cesti in cui chi vuole può lasciare una libera offerta per sostenere l'associazione e coprire le spese di organizzazione delle nostre iniziative. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e diamo la parola alla nostra Elena. Signore e signori, buonasera, benvenuti. Vi chiedo gentilmente di spegnere subito il telefono cellulare per non disturbare la performance e godere appieno della musica in cui stiamo per immergerci. Le Variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach sono un capolavoro monumentale della musica per tastiera che tanto ha affascinato i musicisti del secolo scorso. Fino alla fine dell'Ottocento erano considerate un mero esercizio tecnico. Poi, nei primi decenni del Novecento, è stata riscoperta la loro grande portata musicale e pian piano hanno iniziato ad essere inserite nei programmi delle sale da concerto, fino ad essere iscritte a pieno diritto nel firmamento dei grandi capolavori tastieristici. Un breve contesto. Ci troviamo a Lipsia, negli anni 40 del Settecento. Il titolo Variazioni Goldberg deriva dall'aneddoto raccontato da Forkel, primo biografo di Bach, secondo cui il conte von Keyserling, caro amico del maestro, soffriva di insonnia. Per alleviare le sue lunghe notti bianche, il conte chiese a Bach di comporre per lui una serie di musiche al contempo delicate e vivaci, da far suonare al giovane Johann Gottlieb Goldberg, talentuoso alunno dello stesso Bach. Quale genere migliore, dunque, se non quello delle variazioni per allietare il conte? Ascolteremo una delle opere più celebri di Bach, un esempio straordinario della sua maestria contrappuntistica. Le Variazioni sono un'opera estremamente complessa da un punto di vista tecnico, poiché composta originariamente per clavicembalo a 2 tastiere e quindi bisognosa di artifici tecnici come incroci, estensioni e ribattuti. Si tratta di un ciclo di 30 variazioni, ovvero di 30 brani tutti costruiti sul basso dell'aria iniziale. La caratteristica principe dell'opera è la sua architettura compositiva. Possiamo immaginarla come un colonnato delimitato all'estremità dallo stesso elemento geometrico, ovvero l'aria che troviamo all'inizio e alla fine. Le 30 colonne, cioè le variazioni, sono ordinate a gruppi di 3. L'ultima colonna di ogni gruppo è un canone a 2 voci. Di gruppo in gruppo viene aumentato l'intervallo tra le 2 voci, generando canoni dall'unisono fino alla nona. Una particolarità è il 10° ciclo, che si conclude con un quod libet, letteralmente a piacere, in cui Bach sovrappone al basso dell'aria le melodie di 2 canzoni popolari, i cui testi originali narrano di cavoli e rape. Considerando la ripetizione conclusiva dell'aria, la composizione consta in totale di 32 brani, facendo riemergere la questione geometrica. Non a caso è la 16ª variazione a segnare l'inizio della seconda parte dell'opera, con un'imponente ouverture alla francese, e l'aria che dà spunto alle variazioni, quella che si ripete all'inizio e alla fine, è di 32 battute, suddivise in 2 parti simmetriche e con ripetizione di ciascuna parte. Ogni variazione è intrisa di profondità emotiva ed intellettuale, offrendo un viaggio attraverso una gamma di idee musicali, come se dalla stazione di partenza ritornassimo arricchiti di tutti i panorami scoperti durante il viaggio. Le Variazioni Goldberg non sono solo un capolavoro della produzione di Bach, ma un pilastro della musica occidentale, un'opera che continua a ispirare ed affascinare per la sua complessità, bellezza e profonda umanità. È per questo che le Variazioni Goldberg, insieme all'arte della fuga,
possono essere considerate il testamento artistico di Johann Sebastian Bach. Vi auguro un buon ascolto con una citazione di Glenn Gould, uno dei pianisti che più ha contribuito a rendere le variazioni Goldberg una delle più importanti opere del repertorio pianistico da concerto, grazie alla sua folgorante prima incisione, di cui proprio nella giornata di ieri, 12 giugno, ricorreva il 70° anniversario. È una musica, in breve, che non conosce né inizio né fine. Una musica senza un vero punto culminante e senza una vera risoluzione. Essa ha quindi un'unità che le viene dalla percezione intuitiva, un'unità che nasce dal mestiere e dalla rigorosità, che è ammorbidita dalla sicurezza di una maestria consumata e che qui si rivela a noi, come avviene tanto raramente in arte, nella visione di un disegno inconscio che esulta su una vetta di potenza creatrice. A voi, Giovanna Maccatrozzo.
Grazie.